anche il bagno ocio alla piega, nessuna goccia di acqua salata deve toccare i capelli, quindi così. E la frase tipica di quella che la performa è: bambino schizzami e te nego. Poi c'è anche il bagno, esatto, il bagno, la notata delle pigre, quelli che non vogliono andare nell'acqua alta, ma bagno che Nicole denomina foca spiaggiata, cioè raggiungono solo i primi centimetri d'acqua distendendosi completamente. Ah, che bella calda che la sei oggi, la senti dire mentre a mezzo metro due bimbi piccoli stanno facendo la pipì. Ma invece l'altra cosa che ovviamente non essendoci poca pelle coperta, no, come avrete visto, e tutto, si vede tutto, insomma, anche chi ha tatuaggi, magari al mare in qualche modo riesce a coprire la pedocin con quello che chiamano anche infraculo, cioè il perizoma, filo interdetto, si vede tutto. Allora io ho visto parecchi tatuaggi, no? Insomma, e poi anche commenti. Cioè, per esempio, vi ricordate che al Festival di Sanremo era venuta fuori Belen che aveva questa farfallina? Allora c'è uno che ha detto: ho scelto la farfallina come Belen sulla coscia, ma ho messo su qualche chilo e adesso sembra un'enorme luganiga. Poi in realtà sono anche quelle pentite, perché ovviamente insomma ci sono anche signore con quell'età che hanno fatto magari tatuaggi in un momento di gioventù un po' così. Una pentita e anni fa mi sono tatuata una margherita sulla testa, poi le mese scese, adesso sembra una palma con un tronco che non si mi sa più la testa. Ma la peggio pentita è stata una che quando mi sono sposata mi sono tatuata il nome del mio marito sul fianco, Livio Mon Amour, ma dopo si è arrivate molte rughe, adesso se leggi solo Livio Mona.